Un'università più giovane, un'università che ha superato la difficile navigazione della pandemia, riuscendo a non far perdere nessuna lezione ai suoi studenti, a farli laureare in tempo, forse addirittura un po' prima. In forma contingentata, ma con una cerimonia in presenza, il Bo saluta il suo anno accademico numero 799, l'ultimo da magnifico rettore per Rosario Rizzuto, che fiero racconta il suo fiore all'occhiello tra le tante opere realizzate. La prima realizzazione di cui sono particolarmente orgoglioso sono non le grandi opere che giustamente ha citato, che cambieranno il volto dell'università e il volto in parte anche della città, ma sono più intangibili e sono le tante persone giovani che sono entrate all'università. Sono l'essenza, il grande capitale dell'università e noi abbiamo reclutato 800 persone nuove in questa università, in questi 5 anni e mezzo. Sono 800 i bravissimi che hanno trovato posto al Bo per disegnare l'università del futuro che nei prossimi anni cambierà anche il volto della città. Una cerimonia scandita dagli indirizzi di saluto dalla Presidente del Senato Casellati al Presidente del Consiglio Mario Draghi, che tra gli altri ricorda Giuseppe Basso, l'angelo dei bambini malati di leucemia morto per Covid. Matricoli in crescita al Bo con il rettore che ricorda il vero insegnamento resta in presenza. I visi degli studenti che partecipavano a una lezione vera e la mia esperienza, emozione personale di guardarli in faccia ci ha detto che passerà la pandemia e torneremo all'unico modello di università che conosciamo, che è quella di un'interazione empatica di persone. L'ultimo pensiero agli 800 anni dell'università con l'augurio che si parta con la pandemia finalmente alle spalle.